Conferenza stampa stamani nei locali della Curia Arcivescovile per la presentazione dei riti della Settimana Santa nella nostra città, che inizieranno il prossimo 24 marzo fino al 1 aprile. Presenti padre Luigi Pontillo, Don Lillo Argento e i rappresentanti delle due arciconfraternite. La partecipazione alla Settimana Santa ad Agrigento è un momento molto importante. Invitiamo ed esortiamo i fedeli, ma tutta la cittadinanza, a vivere questi momenti. Per i cristiani con lo spirito di fede, orientati non solo a contemplare la passione, ma verso la risurrezione, che dice sempre qualcosa di nuovo e di grande che il Signore realizza per ciascuno di noi. A tutta la cittadinanza dice un segno di speranza perché questa città possa rinascere e risorgere sempre più bella. Il giovedì santo la sera la messa in cena a Domini, a cui seguirà anche l'adorazione nelle varie parrocchie, e qui ricordiamo che a Santa Maria dei Greci c'è l'adorazione eucaristica a seguito della reposizione, che sarà appunto fatta con una processione da Sant'Alfonso a Santa Maria dei Greci, e anche in preparazione al Venerdì Santo nel Santuario dell'Addolorata in compagnia di Maria faremo una veglia mariana proprio per consolare la Vergine Maria nell'attesa che accompagni suo figlio Gesù appassionato per le vie della città. Il sabato santo è un giorno di silenzio anche dal punto di vista liturgico, però ci sono due momenti pure significativi. Nel Santuario dell'Addolorata alle ore 17 c'è l'ora della Desolata, il sabato santo con Maria, e nel corretto della cattedrale c'è la consueta e bella preghiera con canti attorno all'urna di Gesù morto. Ovviamente il Venerdì Santo non è fine a se stesso, c'è poi il giorno della Pasqua, la veglia pasquale che quest'anno il nostro Arcivescovo celebrerà a conclusione del Triduo Pasquale, che è giovedì, venerdì santo e sabato santo, la veglia di Pasqua nella chiesa di Sant'Alfonso. Noi ci auguriamo che i fedeli della nostra città di Agrigento, del nostro vicariato foraneo, di tutte le parrocchie che partecipano a tutte le varie funzioni, sia a Sant'Alfonso sia nelle loro parrocchie, e possano vivere veramente questi momenti con fede e con attenzione, soprattutto con devoto e attento silenzio e partecipazione per la processione del Venerdì Santo. Sì, la nostra presenza sarà tradizionale come ogni anno, ormai da più di 400 anni. L'aspetto che ci preme sottolineare è proprio il fatto che già l'anno scorso le due confraternite stanno seguendo un percorso univoco, insomma organizzano la Settimana Santa insieme e vivono i momenti salienti della Settimana Santa, che non è solo il Venerdì Santo, che non si ferma solo al Venerdì Santo, ma li vivono proprio a partire già dalla Via Crucis cittadina, che si terrà venerdì 23 alle 21, dalla Santa Messa che si celebrerà per la Domenica delle Palme nella chiesa di Sant'Alfonso, i riti dei giuramenti delle vestizioni che saranno domenica pomeriggio, e poi la Santa Messa in Cena Domini con la lavanda dei piedi, e poi ovviamente il rito del Venerdì Santo, la processione del Venerdì Santo. Il nostro apporto come Arciconfraternita Santissimo Crocifisso sarà per la processione, per Calvario, per quanto riguarda Sant'Alfonso, quindi invito a tutti a venire sia per la processione mattutina e serale, e il Calvario che sarà montato a Sant'Alfonso.